una pizza ad alta idratazione in casa. Non è possibile, invece sì. Venite appresso a me, pigliate carta e penna. Bella, alta, soffice e piena di bolle. 1 chilo di farina, 20 grammi di olio, 5 grammi di lievito, 20 grammi di sale, 10 grammi di zucchero, 850 ml di acqua. Facciamo il primo passo, iniziamo a sciogliere il lievito nell'acqua tiepida, sale e zucchero e olio. E facite un misca Francesca, girate, girate, girate. Ecco qua, la pozione magica è pronta e io la vado a versare in un recipiente insieme alla farina e inizio a mescolare con il cucchiaio. Non vi preoccupate se vi sembrerà troppo molliccia, perché poi piano piano prenderà la sua forma. Ecco qua, è pronta. Vi sembrerà adesso, dice, ma che ha fatto questo? Ha fatto una pastrocchia, invece deve essere così. Ora mettiamo un coperchio sopra, la mettiamo in frigorifero per una trentina di minuti. Ci vediamo tra un po'. Ecco qua, sono passati 30 minuti, guardate. Eccolo qua, già iniziato a prendere forma. Adesso lo togliamo dal recipiente e lo stendiamo su una spianatoia con un po' di farina. E mo vi faccio vedere. Eccolo qua, adesso iniziate a fare delle piegoline. Così lo prendete man mano e lo iniziate ad arrotolare finché non riuscite a formare delle pieghe. Queste si chiamano pieghe di riposo, così. Ecco qua. Questa operazione la dovete ripetere per 3 volte ogni oretta. Per 3 volte e poi lo lasciate lievitare 7-8 ore in frigorifero, mi raccomando. L'operazione l'ho fatta per 3 volte, entrando e uscendo dal frigorifero ogni ora. Adesso è terminata, ho messo un filino d'olio sopra, ecco qua, lo vado a stendere con le mani nell'impasto e lo lasciamo lievitare 7-8 ore in frigorifero. Sono passate 7 ore e mezza, guardate qua, si è raddoppiato di volume. La farina è una 00 e adesso potete fare quello che volete voi. Lo stendete in una placca, lo fate riposare un'altra oretta e la vostra pizza è pronta. E mo' buon appetito a tutti quanti!